Il mio buongiorno anche a Eva Cofano, psicologa dello sport, e al maestro Gennaro Setaro del team Bushido per parlare con loro dell'Open Day di oggi di Bushido, legato però al progetto Luoghi Autentici, che è il nome del percorso coprogettato dal Comune di Taranto e rivolto a ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come si svolgerà questo pomeriggio, questo primo incontro? E poi mi piacerebbe sapere, partendo da Eva, quali sono i vantaggi, insomma, e le opportunità che regala una disciplina come questa ai ragazzi affetti da spettro autistico. Sì, il karate è da sempre uno degli sport elitari nei disturbi del neurosviluppo. Tra tutti gli sport noi abbiamo le arti marziali, il karate nello specifico, per creare una sorta di miglioramento proprio psicofisico all'interno della crescita di un individuo, ma questo a qualunque età. Certo. Noi vediamo che con il karate e tutte quelle regole di rispetto, di gentilezza, di tempi, assolutamente una grande dimensione a quelli che sono i tempi rispettosi, che per i manierismi dell'autismo possono essere un eccezionale cambio di rotta, quindi un ritmo frenetico di ordine diventa una routine sportiva assolutamente funzionale. Noi vediamo che c'è un aumento della concentrazione, della consapevolezza corporea, e quindi anche di un controllo stesso del corpo. Si regola l'emotività, si riduce l'impulsività, conteniamo l'ansia e i bambini iniziano ad avere quello che noi chiamiamo tecnicamente il senso di autoefficacia, che non è quanto sono bravo a fare le cose, ma ci posso provare, posso riuscire anch'io a stare con gli altri, perché è fondamentale nel karate è l'inclusione, che diventa così naturale, regala così tante competenze sociali, che i bambini ne escono arricchiti e soprattutto molto molto più sereni. Quindi oggi invitiamo tutti al team Bushido, con il team Bushido, in modo da poter raccontare quello che facciamo, perché la particolarità del team Bushido è che tutto parte dal gioco. Dove e a che ora? Allora, noi siamo in via Fiordontano numero 9 a Lama. Ok. Ci sono degli orari dalle 5 alle 18 per i bambini dai 5 ai 10 anni, dalle 18:15 alle 19:15, dagli 11 anni in su fino ai 18-19. Perfetto. Ed è molto importante ricordare ora insieme al maestro, nei suoi splendidi anni di esperienza, che questo che dicevo del gioco è fondamentale. Il bambino, l'adulto, chiunque impara in modo rilassato e sereno, per cui le sue competenze anche sociali sono naturali, assolutamente funzionali e sempre più idonee. E allora ascoltiamo la voce del maestro Gennaro Setaro proprio per dirci questo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Le dico che è l'evoluzione di 40 anni di esperienza che ci ha permesso di costruire un percorso che ha coniugato la pratica del karate, il gioco e questi obiettivi. Noi siamo intanto felicissimi di poter partecipare a questo progetto, perché è per noi una grandissima opportunità per far conoscere quella che è la disciplina anche del karate all'interno di un macromondo come quello dell'autismo. Siamo con il mio team che è composto e costituito dal maestro Giuseppe Musolino, da Setaro Valentina e da Alessia Blocca. Completeremo quelli che saranno tutti i percorsi attraverso il gioco, attraverso la comunione di intenti e soprattutto con tanta gioia. Benissimo, allora ricordiamo che tutto questo percorso rientra in Luoghi Autentici, che è è un percorso in cui ci sono varie realtà coinvolte, coprogettato dal Comune, ma che vede coinvolto la cooperativa sociale Isola, la vostra realtà e tante altre. L'ANAF nella figura di Lodeserto, della signora Lodeserto Loredana,
che chiaramente ha coordinato questa parte qui insieme a tutti quanti noi e fa parte del nostro staff. Ecco, noi ringraziamo tutti perché grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo.